Allora, non ti svegliano la mattina nessuna delle donne che hai a casa. Non ci sono divieti di sosta qui, no? Non ci sono divieti di sosta. Tutti i giorni che Dio manda in terra le macchine vengono parcheggiate qua, come è normale che sia. Tutti i giorni, parte là a sinistra, divieto di sosta e di fermata. Però tutti i giorni vengono parcheggiate qua, tutti i giorni, tutti i giorni è così. Mai fatte le multe, non vedo multe su altre macchine, ma questo vuol dire proprio perché magari sono andato a lavorare. Teutonico, Santa Claus, in una situazione assolutamente di serenità. Multina, il bimbo buono, fatto la multa. Poi gli chiederemo perché no divieto di sosta. Non mi sembra proprio drammatica la situazione, non mi sembra proprio, mi sembra che ci siano grosse risse. Ritengo che le altre non l'abbiano fatta perché non essendoci divieto di sosta. Curva pericolosa, controviale di Corso Francia, curva pericolosa, parcheggiato un po' distante dal marciapiede, forse invado la carreggiata? Invasione carreggiale secondo testo male, o forse is reato to have a Teutonic car, because if you have a sport car you are not a good people, you have to pay. Se hai un'auto sportiva hai da pagare, anche se non la metti in divieto di sosta devi pagare, perché luogo comune, nervosismo eccessivo, stanchezza non neonatale ma prenatale, secondo te sto male? Ho sempre pagato le multe qui, però forse con testane life, andiamo a lavorare, va, sempre col sorriso. Ci hanno fatto partire proprio bene, non ti svegliano e ti multano a spregio. I problemi sono altri. Guido un teutonico e non sto in una corsia. Viva la vita!